Allora, anche... Dulcis in fondo io lo prendo al volo perché lo vedo sì, qui. perché Andrea, poveretto, Eccolo qui, Andrea grande Guerra. Andrea, Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, sì, scusate. Aspetta, ti guarda, metto Andrea, pure non ti il sottopancia giusto. Aspetta, fammi mettere il sottopancia giusto. Dobbiamo iniziare con un compositore e finiamo con un compositore, che a questo punto è meglio così. Tra l'altro lo vedo un po' annacquato, ti sei... Cosa fai? Hai risolto il problema acquatico che cosa si è allagato? C'è stato l'allagamento, ho risolto il problema. Piccole tempeste domenicali, no? Poi dopo cerchi le cose, le persone, scusate. No, non ti preoccupare, l'importante è che tu hai risolto. Io quando sento parlare di allagamenti, a me penso a Goffredo Gibellini, per intenderci, quindi... Sono due clamorosi allagamenti ha avuto lui in Digital Records. Sì, infatti. Sì. E guarda, quindi... Allora, Marco, vuoi fare tu la domanda? La faccio io e poi prosegui tu. Allora, intanto ringraziamo Andrea perché si è scapicollato veramente. E anche tu, Andrea, hai aderito a questa campagna social dell'hashtag Io lavoro con la musica, hashtag senza musica. Perché lo hai fatto? Facciamo un appello anche per il motivo che si è instaurata questa campagna. Per tanti motivi. Adesso io entro in questa trasmissione, ho potuto sentire a scatti dal telefonino, in realtà avete parlato approfonditamente di tutti i temi e avete sviscerato a fondo. E quindi aggiungere qualche cosa di logico e sensato è abbastanza impossibile. Comunque, perché abbiamo aderito a questa campagna? Io penso che sono tanti motivi che sono arrivati in coincidenza. L'ispirazione, come diceva Marco prima, cioè i musicisti non vogliono tornare alla normalità. Dopo questa pausa vorrebbero tornare al meglio, che è quasi incredibile, evidentemente tutta questa attività. Questo va messo a fuoco, questo argomento, perché sennò sembra che noi vogliamo ritornare a fare il tran tran. Invece, in realtà, tutto quello che è stato travolto, purtroppo la cosa più... L'invenzione, la scoperta più magica degli ultimi 50 anni, la rete ha travolto le regole e le logiche del mercato. E quindi ovviamente voto sì perché mi piacerebbe avere in pratica la protezione contrattuale e quindi i principi che sono stati approvati in Europa devono essere tradotti in legge in Italia, quindi ovviamente sì il diritto d'autore e ovviamente sì alle forme di sostentamento economico, insomma, e tutte quelle salvaguardie che devono essere messe in campo senza l'ironia del nostro presidente Conte, che insomma ci ha dato del divertimentificio, oppure lo scetticismo dei 5 Stelle che vedono nel copyright il bavaglio del giornalismo. E guarda, questa cosa veramente mi stupisce, non riesco proprio... Anche perché io non riconosco di questi 5 Stelle, perché i 5 Stelle li trovi ovunque, specialmente a criticarti sul tuo sito, sulle tue cose, ma dal vivo veramente il personaggio a cui chiedere ma perché il copyright è il bavaglio del mondo, non lo trovi, quindi rimaniamo. Però tornando, insomma, in realtà questa rete ha sconvolto tutto e ha sorpreso tante categorie. Perché ovviamente la rete cosa fa? La rete distribuisce, quindi tutto quello che avete detto, quindi la rete distribuisce, però non fa contratti, i compositori non hanno contratti, non ci sono contratti di sincronizzazione. Guarda, ieri per divertimento guardavo TikTok, che in tutta questa confusione non lo si nomina mai. TikTok è fantastico perché è esclusiva sincronizzazione di audio, musica su video di ragazze carine, ragazzi belli o animali così che giocano e approfittano dell'audio, no? Quindi in realtà, cioè, bisognerebbe riguardare indietro e fare questa benedetta legge sul copyright e mettere un freno a questa invasione, cioè le invenzioni sono così, c'è l'invenzione, chi l'ha fatta? Gli americani, boom, no? Google, la grande distribuzione e tutto quanto. La Russia l'ha fatto, ha fatto una muraglia. Cos'è una muraglia? Una muraglia è te da dove entri internet? Entri dalla compagnie telefoniche. Allora, questo è il nostro recinto, chiuso. Chi sei? Sono Amazon. Ah, e cosa vuoi fare? Ah, vorrei trasmettere. Ah, davvero? Ma quanto? Con quale banda? Come? Perché? Questo è il prezzo. Non è difficile, capito? Quindi, ho esagerato? No. No.
posso dire, sei entrato a gamba tesa proprio. Siccome sei l'ultimo ospite, abbiamo finito presente i fuochi artificiali. Boom! Sì. E ancora ne ha da dire. Ancora gli devo fare una domanda io. Tra l'altro me ne è venuta un'altra in mente anche, perché aspetta. No, ma fagliela tu, poi te la dico io, dai, vai Marco. No, allora, tu sappi che una delle puntate che faremo più avanti è uno speciale sul copyright, quindi io ti lascio le tue cartucce da bazooka per un'altra situazione, voglio dire, lo apriamo con te lo speciale, tanto per far capire le cose. Quindi allora di quella cosa lì veramente non so che dire, nel senso che hai detto veramente tutto tu. Bisognerebbe parlare più della direttiva europea sul copyright, bisognerebbe parlare di una cosa molto semplice. Giuliano Taviani un giorno mi postò su Facebook una tabella su quanto erano gli utili che arrivavano ai musicisti, cioè per avere, cioè non lo so, la paga, il minimo sindacale di un operaio inglese, bisognava fare non so che sproposito di visualizzazioni, quindi una cosa veramente vergognosa. E il problema, io credo, Andrea, che sia perché ne parlo spesso anche dal punto di vista, ecco, diciamo così, dei confronti politici. Il problema è che non lo sa l'opinione pubblica. L'opinione pubblica è completamente non sa di che cifre si parla, di che cifre ridicole si parla per lo streaming. Quindi pensa invece che attraverso lo streaming il musicista, il compositore, l'artista si faccia i macchinoni da rapper americani, e invece non è esattamente così. Insomma, morale della favola, facciamolo un'altra volta questo discorso, che è meglio ed è più focalizzato. Invece io ti chiedo, dal punto di vista questo lockdown ha chiuso le serrande di teatri, auditorium, studi di registrazioni, produzioni cinematografiche. Io stavo lavorando in una produzione che si è bloccato il set, e quindi automaticamente ai musicisti gli dagli proprio come si dice, la fornitura. Le gambe. Ecco, la domanda che ti faccio è: questo lockdown, un po' mi hai risposto prima, pensi sia un'occasione buona per cercare di rifondare su altre basi la cultura in Italia, la cultura, spettacolo, musica, nel senso largo del termine? Di cambiare un po' di regole? Pensi siano i tempi maturi? Allora, quello che ha fatto il lockdown, e poi dopo infatti sul copyright dovremo ritornare, tenendo presente anche magari non solo la rete, ma anche le radio, le emittenti private, perché c'è un grande confronto, c'è un grande, insomma, conflitto economico su quegli media, diciamo, quindi allargherei. Il lockdown ha creato un'urgenza economica, ha creato un silenzio meraviglioso. Secondo me a qualcuno di noi mancherà il lockdown, tanto la mia vita col lockdown è più tragica quasi col lockdown, perché comunque sono solo con le mie riflessioni che creano degli urti pazzeschi, delle critiche, quindi l'autoironia mi distrugge. Però ha creato un'urgenza economica, e in questa urgenza economica si sono rinsaldate molte categorie, compreso quella degli artisti, che adesso si trovano tutti insieme a protestare. E prima, sai, non sarebbe stato possibile, perché gli artisti, noi siamo tanti, ad esempio noi abbiamo un'associazione delle colonne sonore, no? La CMF, poi c'è l'associazione per i cantautori, e poi ci sono gli editori. Ci sono gli editori, la parte che tratta le sincronizzazioni. Invece ci troviamo tutti a discutere la stessa cosa, perché c'è creata questa urgenza. Questo è stato molto utile. In più, questo lockdown ha dato una spinta a questa attività, diciamo, questa che stiamo facendo noi, di comunicazione sulla rete, e probabilmente anche questo ha aiutato il dibattito. Purtroppo un dibattito tecnico, come dicevi te, non arriverà al grande pubblico questo dibattito. Abbreviando, secondo me sì, il lockdown in questa cosa è stata utile perché ha creato un'urgenza economica, e nell'urgenza ci stiamo rinsaldando tutti. E questo qui, insomma, una nuova consapevolezza via rispetto a prima, dove c'era una divisione piuttosto importante.
senti, in linea generale, quale sostegno dovrebbe dare un governo al tutto in questo momento? Ma io aggiungo, non è che se la passavamo tanto meglio poi prima della pandemia, cioè, allora, che sostegno dovrebbe dare alla parola cultura? Allora, intanto le regole. Basterebbe fare una legge che tutela il copyright, oppure mettere un freno alla pirateria, perché molte radio, io voglio parlare di FM, perché sennò con internet ormai è facile dire stanno rubando, però ad esempio anche le radio, tutte i media che fanno capitale con le trasmissioni dovrebbero avere la loro quota da pagare e dovrebbero pagare la loro quota in SIAE o ai vari organismi. Quindi secondo me regole certe, regole chiare. O regole chiare per quello che riguarda i media tradizionali, perché i diritti d'autore vanno pagati da tutti, fanno spettacolo, mettono pubblicità, no? Fanno ricavi, i ricavi li devono dividere, cioè non è tanto semplice. E quindi per i media tradizionali, e poi invece un filtro e delle regole chiare per quello che riguarda la distribuzione su internet, che è al momento totalmente piratesca. Senza regole, sì, soprattutto senza regole, diciamo, trasversali internazionali. Andrea, scusa, ti volevo fare una domanda che mi era venuta in mente prima, ti interrompo un attimo Marco, perché Andrea da alcuni anni lavora molto in India, che tra l'altro ha una situazione con la pandemia non da poco, con lui lavora molto a Bollywood, dove ti sei espresso finalmente anche dal punto di vista che ti erano stati un po' ridotti qui in Italia per tutti i problemi di budget che ben conosciamo e quant'altro. Ma lì com'è stata la situazione? Un po' ti sei rapportato, è vero che sei rimasto in Italia con lockdown, però com'è successo, che cosa è successo lì con tutta questa situazione anomala, alienante, anche da un punto di vista produttivo? Come si sono un attimino rapportati? Allora, la mia esperienza con l'India prima e dopo il lockdown in realtà. Allora, dopo il lockdown è molto facile, c'erano 2 film che dovevo iniziare a fare, è successo come in Italia, si sono fermati, quindi io di un film ho una parte di montaggio, però non abbiamo ancora potuto chiudere lo spotting, che è appunto capire come, cosa e quando, è impossibile andare avanti. Sempre un altro film uguale e quindi si è bloccato. Prima del lockdown invece è stata un'esperienza molto interessante. Io penso di essere stato scelto perché gli indiani hanno un cinema gioioso, neorealistico, e quindi hanno bisogno di melodia. La trasformazione che stanno cercando di fare adesso è quella di passare dal musical alla colonna sonora. Quindi è una trasformazione importante, perché non possono solamente continuare a cantare e a ballare, cosa che è stupefacente e meravigliosa, e quindi hanno messo una ricerca, hanno messo nel mirino, hanno provato con i compositori americani ma non riescono, perché ricevono delle library abbastanza tradizionali sullo stile che ti puoi immaginare, con le varie orchestrazioni dei vari generi, e quindi nelle spiegazioni che ho chiesto io, perché io l'ho chiesto come te lo chiedi a me, dici scusate, esatto, ma il motivo era che un compositore europeo che avesse avuto esperienze lavorative negli Stati Uniti, quindi comprovate esperienze lavorative anche nei generi, era la figura che loro cercavano. Quindi si è ristretto il campo, fortunatamente Dio ha messo tutto, e sono arrivati a me, insomma, li ho tranquillizzati. Quindi un europeo che abbia avuto esperienze però in America, cioè quindi la sensibilità europea, però capacità melodica, perché loro sono proprio bombastici, loro vogliono melodia, ancora raccontano con la melodia, il montaggio ha delle campate lunghe, non è come da noi che adesso il cinema un po' di faccioni, diciamo, no? Che tu se prendi un cronometro in mano e misuri la scena dove il regista ti dice qui voglio, che il regista dicono tutti la stessa cosa, voglio qui un tema indimenticabile. Però non c'è lo spazio. Non c'è lo spazio, no? Allora, che ne so, se tu voi guardate, che ne so, le colonne sonore di Ennio famose con Sergio Leone, anche quella io prendo sempre Ennio come esempio perché mi piace, anche Nuovo Cinema Paradiso, cioè da di da di da 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 da.
Taririrarirarararari, va avanti, adesso dove vai? Puoi fare 3 note, alla quarta già ti guardano come dire basta, capito? Quindi non esagerare. No, infatti funzionano i temi di 4 note. Infatti. Adesso sto esagerando perché sto ridendo, però veramente... No, ti dicono non esagerare perché già hai fatto 4 note, non andare oltre, perché non si sa mai, poi metti caso ma che non c'è lo spazio. Non c'è lo spazio perché, ad esempio, no? Cosa è cambiato? Se voi guardate, io adesso sto scrivendo un libro sulle mie esperienze personali, un diario, quindi non è una quotazione di grande cultura, è un diario. E mi sono messo a analizzare col cronometro in mano la durata delle sequenze. E mi sono messo a controllare cosa raccontano le sequenze. Ad esempio, tutti questi gran film, C'era una volta in America, altri film, raccontano il luogo. I registi avevano il coraggio di raccontare il luogo. Cioè, non c'erano il primo piano, telefonino, primo piano, no? E quindi raccontavano il luogo e il tempo. È un'altra cosa. Quindi, tornando indietro, gli indiani cosa fanno? Ancora loro cercano di raccontare il luogo e il tempo e hanno bisogno di questa melodia. Ci sono dei meccanismi nella loro struttura che veramente a noi fanno diventare matti, perché noi, appunto, struttura, siamo abituati, come la cultura europea, no, non lo so da dove, probabilmente è una cultura che ereditiamo dalla Grecia, tratti un tema, no? Noi trattiamo un tema in un film, no? Il film d'amore, il film poliziesco, i generi. Gli indiani no. Loro vengono probabilmente dalla coreografia, quindi dalla danza, e hanno dei cambi di scenario pazzeschi. E in ogni film... È troppo lungo? Scusate, io mi taccio. No. In ogni film... già accennato, faremo una puntata monografica su di te, perché questa cosa è bellissima, dobbiamo svilupparla. Con lui è pirotecnico, quindi io, cioè, quanto prima facciamo una puntata su di te. Facciamo quello che volete. In ogni film loro mettono le 7-8 cose, cioè il thriller, l'amore, il grottesco, capito? Il giallo, il fighting, come cavolo si chiama, e la memoria. E se il regista è capace, tu non lo senti. Se tu riguardi The Millionaire, anche il famoso, ti rendi conto che ci sono questi cambi di tono. Vero. Se il regista è così, te ti trovi, no? Che devi fare, qui voglio il grande tema d'amore, dopo marcetta, capito? Quindi per abituarsi a quello per noi è veramente difficile. Se un compositore, mio collega, mi sente, sta lavorando in India oppure lo dovrà fare... Però è anche divertente, dai, è un po' zappiana come cosa. Quindi senti, io chiuderei. No, Andrea, lo dico qui in diretta. Tu dovrai fare una monografica con noi perché sarà spettacolare. Durerà, guarda, ce lo prometti? Sì, lo prometto. Ok, gli ho anche rotto le scatole per telefono. Ma adesso lo sta dicendo pubblicamente, quindi me lo sa. Senti Andrea, io ti faccio la domanda finale che è quella, secondo me, che forse può chiudere proprio questo programma, che è durato, direi, abbastanza. Allora, no, la domanda che ti faccio è questa. Ho il sospetto che tu sei poi figlio di cotanto padre, quindi io te lo chiedo perché probabilmente hai anche un angolo di visuale diverso. Il lavoro creativo, io non so perché, ma io ho idea che nel corso del tempo abbia perso di valore la creatività, proprio il valore creativo dell'artista, di colui che trova delle soluzioni diverse, di colui che magari è un po' meno artigiano, un po' meno pulitino, un po' tecnicamente meno riuscito, ma un'idea, ecco, se la prima domanda che ti chiedo è se secondo te senti anche te questo, e la seconda è, qualora lo sentissi, perché? Quali sono secondo te le ragioni storiche? Storie che mi fa paura, non sono capaci, però un'analisi più semplice, guarda. I motivi. Ma guarda, i motivi purtroppo, e io te lo posso dire perché ho iniziato proprio nel momento di passaggio parliamo di musica, ovviamente parliamo di sincronizzazione del mestiere, ma temo che
assomigli tutto quanto. Io ho iniziato nel momento di passaggio tra la moviola e il, diciamo, tra virgolette, l'Avid. Allora, il mio primo film l'ho fatto con la moviola. Cosa è successo? Adesso, in realtà, la tecnologia ha reso possibile quell'inversione che era già successa in America, ma che in Italia non era successa. Cioè, fino a prima, diciamo, fino alla moviola, quindi senza tecnologia, non si potevano fare le prove. Non facevi nessuna provettina. Tu ti incontravi, decidevi cosa volevi fare, ti vedevi e poi dopo c'era lo spazio per l'appuntamento, perché non è che tutti i minuti dovevi andare su Facebook a far vedere la tastierina nuova oppure il tappetino persiano sotto la scrivania. Quindi avevi lo spazio per l'appuntamento, il regista doveva sapere cosa voleva, e quindi era tutto un altro mondo, c'era la possibilità della comunicazione. La tecnologia ha fatto sì che tu in realtà puoi fare le prove, e quindi attraverso le prove c'è una fase critica prima ancora che sia iniziato un percorso critico, un percorso creativo. Cioè questo ha distrutto un po' tutto, cioè ha alzato la temperatura, come vedi anche succede. Guarda, in un certo senso sono quasi fake news, cioè c'è un dialogo da fake news in tutto il processo artistico, perché l'inversione è questa. In America è iniziata prima, noi avevamo il regista al vertice e poi sotto c'erano tutti gli altri. La tecnologia ha spostato completamente, la televisione specialmente, il regista è lì sotto e viene preso così, e sopra ci sono tutti gli altri che a circolo fanno commenti, dai commenti, come sai, se fuori un pochino più di chiacchiere, e qui si annacqua il processo creativo, secondo me. Guarda, va approfondito questo discorso, perché poi gli vorrei parlare ad Andrea. Anche meglio, adesso l'ho improvvisato perché mi sono fatto è molto più complicato, ovviamente. Sì, certo. Andrea, io ti ringrazio per questa coda pirotecnica di questo programma nostro di 2 ore e 40, ma ci voleva, perché sennò ci addormentavamo, quindi è perfetto, Andrea. Grazie del Andrea, da buon emiliano è una roba che non si può, cioè, è incontenibile e va bene così, giusto? E dai. Quindi a prestissimo, ma proprio a prestissimo. Non avete fatto la domanda sulla che avete fatto la registra australiana, questa me la leggo al dito, però la prossima volta iniziamo. Voi fareste i concerti, tu non faresti il concerto di musica per film o tu? Streaming? Ma ragazzi, ma non è possibile, non c'è un pubblico, guarda, ci sono i dati, ma come ti metti lì e dici fai concerti in streaming? Nello streaming ci vanno dai 6 ai 14 anni, le visualizzazioni, milioni di visualizzazioni, sono ragazzini di 6 anni che stanno 4 secondi su un brano, così, capito? Quindi non lo facciamolo dal vero. Meraviglioso, meraviglioso. Cioè, è il nostro opinion leader da qui in avanti. La prossima stagione di Soundtrack City la facciamo io, tu e Andrea, così abbiamo di qualsiasi cosa. Guarda, io l'ho vista la trasmissione a parte, voi siete stati scoppiettanti, quindi adesso siete stanchi, volete chiudere in bellezza, ma siete stati tutto il giorno scoppiettanti. Grazie Andrea, te lo ripeto, a prestissimo. Quando vuoi. Ciao.